La legge Gelli-Bianco sulla responsabilità medica e i casi di tutele e risarcimenti è stata l'argomento del convegno che si è tenuto questa mattina nell'aula magna del Polo Universitario di Agrigento. Un altro convegno che per la tematica rilancia il Consorzio Universitario di Agrigento. Sì, una iniziativa importante perché ci ricollega al territorio, alle strutture sanitarie, al fabbisogno di salute di questo territorio, ma soprattutto alle novità legislative che sono intervenute in materia di responsabilità medica. Questa è una normativa molto importante che riguarda tutti noi, perché tutti siamo potenziali utenti delle strutture sanitarie e purtroppo esposti al rischio di responsabilità ed errori di tipo sanitario. Il nostro obiettivo è quello di informare il territorio, di sostenere le strutture sanitarie che debbono lavorare in questo settore con le professioni, gli avvocati, i medici, gli assicuratori, ma soprattutto additare, qui lancio un appello, additare quel che si deve fare immediatamente per rendere operativa questa legge. Primo tra tutti gli adempimenti, quello della nomina del difensore civico regionale. La Sicilia ancora non ha un difensore civico, ebbene questa legge affida al difensore civico regionale il compito di essere il difensore civico degli utenti della sanità. Si parlerà anche di come tutelare i medici vittime di casi speculativi che nulla hanno a che fare con la mala sanità. Certo, purtroppo c'è una diffusa tendenza a far causa ai medici comunque presi dal dolore, presi dallo sconforto, ma bisogna stare molto cauti perché se ci sono delle responsabilità da sanzionare va bene, ma purtroppo non sempre il venir meno della vita o il pregiudicare parti del nostro corpo a seguito di attività sanitarie è frutto di errore, quindi bisogna distinguere, ecco perché ci vogliono degli avvocati molto preparati che non pensino al loro utile personale facendo causa, ma che invece pensino all'utile della persona e soprattutto della società che non può funzionare se riempita di cause. Presidente, i medici spesso sono visti come unici responsabili da un sistema che li vede appunto sempre in prima linea. Come difende l'ordine e i suoi iscritti? Noi le difendiamo in diversi modi. Prima di tutto abbiamo pressato e abbiamo ottenuto che con i crediti formativi, cioè in modo che i colleghi siano sempre aggiornati su tutte le nuove tecniche e quant'altro le possa mettere al riparo da errori che possono essere commessi, diciamo, io dico sempre in buona fede durante l'esercizio della loro professione, ma soprattutto abbiamo la necessità che venga meno quello che sono i cosiddetti turni massacranti, cioè non è possibile, non è concepibile che un medico lavori all'interno di un ospite, di un ospedale ed altro, magari per turni consecutivi senza riposo, perché chiaramente la fatica fisica appanna molto quella che è la psiche, quindi di conseguenza è più facile cadere nell'errore quando si è materialmente stanchi e quindi magari avere meno visione di quello che è il paziente davanti. Se voi pensate a quello che succede ad esempio nel nostro pronto soccorso di Agrigento, cioè è chiaro che in quella situazione l'errore è dietro l'angolo, quindi non credo che il medico possa tollerare questo tipo di vita di tutti i giorni. Bisogna tutelare anche i medici che per eventuali casi di speculazione che servono solo a sbattere il mostro in prima pagina intanto. Assolutamente sì, veda, questo convegno è un convegno che mira a riequilibrare i rapporti tra i vari livelli istituzionali e soprattutto a fare chiarezza in quelle che sono le connotazioni dell'atto medico e quindi in quelle che sono le giuste attese del paziente e i limiti in cui si debbono muovere il medico, l'avvocato, i magistrati e i vari stakeholders, cioè tutte le istituzioni che a vario titolo partecipano alla problematica del contenzioso medico-paziente. Contenzioso che purtroppo ha deteriorato il rapporto che era classicamente fiduciario tra il medico e il paziente, rischiando di minarlo irrimediabilmente. Oggi per fortuna si è tentato, sulla scia di quello che era successo in Francia con la legge Cuscinet del 2002 e il Code de Santé Publique, in Francia questo riequilibrio si è tentato e ottenuto, perlomeno in buona sostanza, già 15 anni fa. Ecco, già la legge Balduzzi, la conversione in legge col 189 del 2012,
2012 e ora la nuova legge Gelli-Bianco, cioè la 24/2017, sono degli elementi di riflessione e di argine che tentano di limitare la responsabilità del medico al giusto. Presidente, lei ha partecipato alla stesura della legge che viene oggi presentata. Sì, per me è una bella opportunità qui ad Agrigento, al Polo Universitario, poter confrontarmi con tante altre esperienze, anche perché io porto modestamente la mia nel mio ruolo di segretario nazionale della professione dei farmacisti, dell'Ordine Nazionale dei Farmacisti, e ho avuto l'opportunità di seguire in primis, a fianco ovviamente con i tecnici del Ministero e il co-collega compianto segretario della Fenonceo, il dottor Conte, tutta quella che è stata l'operatività che ci ha portato alla stesura di questa legge Gelli. Oggi è importante guardare il tutto in una logica totalmente diversa. Fino adesso il rapporto tra paziente e operatore sanitario, che in questo sia medico, farmacista, infermiere, si era posto in una logica di rapporto all'interno di un contratto di fiducia che si andava a instaurare tra il paziente che si metteva nelle mani del suo operatore sanitario di cui si fidava, in questo caso chiunque esso sia, e oggi questa legge ha portato tutto in una logica fuori dal contratto, in una logica extracontrattuale in cui chiaramente si sono ridotti i tempi in cui il cittadino ha la possibilità di poter, sollecitato anche da fonti diverse, poter fare ricorso a quello che è i tempi di prescrizione del limite temporale, che da 10 sono scesi a 5 anni. Con l'applicazione della legge Gelli-Bianco come si potranno affrontare i vari casi che si presentano? Questa è una legge estremamente importante perché cambia un atteggiamento che purtroppo si è conclamato negli ultimi 10-15 anni nella magistratura italiana in maniera particolare, ma anche per delle storture del sistema, per cui i medici in maniera particolare, ma in genere tutti i professionisti, hanno visto aumentare la propria responsabilità oltre i limiti del consentito. Come tutti sappiamo c'è sempre un rischio nell'attività professionale, in maniera particolare nell'ambito della medicina, e per secoli addirittura questo tipo di responsabilità professionale veniva considerata in maniera molto lieve, proprio per consentire la possibilità di fare esperimenti, di tentare nuove soluzioni. Con il cambiamento di impostazione, soprattutto alla ricerca di un colpevole qualunque esso sia, purtroppo si è creato un mostro, perché per carità, per tutelare ovviamente le persone che possono risultare danneggiate, poi si è finito col mettere continuamente sotto accusa il sistema sanitario e i medici in maniera particolare e i professionisti in maniera particolare, per cui, credendo che con il meccanismo delle assicurazioni e della responsabilità civile si risolve tutto, in realtà si è creata una situazione per la quale chiunque fa un'attività, prima di fare qualunque cosa ci pensa non una ma 100 volte, e si crea quella famosa medicina difensiva che noi conosciamo, per cui si spendono soldi anche per fare esami inutili, e nonostante questo c'è sempre un rischio professionale a cui si va incontro.